È trascorso un anno dalla grande manifestazione popolare del 25 gennaio e oggi è tempo di bilanci e nonostante siano passati solo 12 mesi, dei bilanci si possono fare rispetto agli esiti di quella grande manifestazione popolare, perché allora assieme al Vice Ministro delle Infrastrutture, ai responsabili dell'ANAS, alla Prefettura e ai sindaci della provincia di Agrigento, assieme al cartello sociale, è stato predisposto un cronoprogramma che bisogna dire che è stato rispettato. Certo ancora c'è molto da fare, però siamo sulla buona strada perché tutte le opere che dovevano completarsi e di cui si era parlato nel tavolo tecnico che era stato creato sono state portate avanti. Ora, come prosegue la battaglia? Quali sono i prossimi appuntamenti? Certo, subito dopo la manifestazione è intervenuta la pandemia con tutte le limitazioni del caso per creare occasioni di incontro, ma nonostante tutto, ecco, questo gruppo ha lavorato utilizzando al meglio le nuove tecnologie, in videoconferenza sono stati fatti anche dei sopralluoghi, quindi la situazione è stata sempre monitorata. Don Mario, ora come continua questo percorso virtuoso che è stato avviato un anno fa? Ci auguriamo che possa continuare in maniera positiva con l'intraprendenza che ha visto partecipare, direi, i cittadini, perché i primi protagonisti di quella marcia, non dimentichiamolo, sono stati proprio i cittadini. Quella scritta che avevamo scelto come simbolo un po' della marcia, cittadini indignati per strada, ci fa ritornare in mente il cuore della motivazione che ci ha visto scendere per strada dalla rotonda di Giunone alla rotonda degli scrittori, assieme poi ai 41 sindaci della nostra provincia, a tutte le forze e associazioni di categoria, tantissime associazioni civili e sociali, il cartello sociale con i 3 sindacati CGIL, CISL e UIL, l'ufficio di pastorale sociale e non dimentichiamo anche il nostro vescovo, il cardinale, ha preso parte attiva alla marcia, partecipando nella parte finale a quella passeggiata che poi ci ha visto tirare un po' le somme di quello che poteva essere l'impegno nel proseguo del cammino del cartello, con la nota che abbiamo letto proprio alla rotonda degli scrittori. Ci auguriamo che questo nostro essere presenti sul territorio, il nostro naturalmente è un impegno, possa continuare facendo ancora da pungolo a tutte le realtà politiche e istituzionali, da quelle nazionali a quelle regionali, assieme ai nostri sindaci. E dico i nostri sindaci perché quella marcia è passata anche alla storia, magari i giornali l'avevano pure etichettata in questo modo, grazie alla loro corale e totale presenza. Vedere 41 dei 42 sindaci presenti con le fasce assieme ai sindacati, assieme alla Chiesa, partecipare ha fatto comprendere che il sentore non era più di una parte della cittadinanza oppure di una parte della popolazione, ma tutta la cittadinanza era stanca, continua ad esserlo per certi versi perché non abbiamo colmato il gap che in questi 50 anni ci ha visto togliere quello che poteva essere invece un vero volano di sviluppo alla nostra economia, al nostro turismo, al nostro commercio, alle nostre realtà industriali, le infrastrutture. Certo, abbiamo fatto non poco, grazie anche all'interessamento e alla partecipazione in prima linea del Vice Ministro Cancelleri, che ha dimostrato non solo di crederci, ma ci ha messo anche enfasi, ci ha messo voglia di dimostrare che la politica quando vuole può essere anche concreta.
piccoli grandi passi che sono stati già raggiunti come traguardo: il ponte Petrusa, che è stato completato e aperto al traffico consegnandolo alla cittadinanza. Piccola parentesi, mi ha fatto piacere che tra le prime cose dette dal Vice Ministro c'è stato il chiedere scusa alla popolazione per il ritardo con cui si era fatta quest'opera, perché doveva essere consegnata prima. Prima cosa fatta. Seconda cosa di non poco conto, la ripresa dei cantieri della 189, assieme ad alcuni membri del cartello, perché invitati anche dal Vice Ministro, siamo andati a Vicari, dove sono stati consegnati 3 lotti che sono stati già conclusi. Ancora c'è molto lavoro da fare sulla 189. La consegna del chilometro 18 della 640, anche quello realizzato, ripristinato, più che realizzato, e consegnato alla cittadinanza. La possibilità di poter riutilizzare la galleria Spinasanto, chiamata anche Santa Lucia, dopo 2 anni di fermo, che ha permesso a tutta la zona che transitava tramite quella galleria di poter ritornare a una presunta normalità. Il monitoraggio dei lavori dei piloni del Ponte Morandi: sono stati già consolidati diversi piloni, continuano a lavorarci e ci auguriamo che almeno ad una carreggiata quanto prima il ponte possa essere riaperto. L'attenzione sul ponte di Milena: l'altro giorno sentivo uno dei sindaci più interessati, che era quello di Casteltermini, che mi ricordava l'impegno comune da portare ancora avanti su questo discorso e si dava più che disponibile nel continuare questa comune battaglia. Il fatto di avere attenzionato un altro grave problema del nostro territorio, che sono le strade nazionali e provinciali, che rappresentano un po' il cuore delle nostre realtà interne. Molti dei comuni della nostra provincia dipendono dal buon funzionamento di quelle strade. Anche lì si è fatto un incontro ed è stata lanciata l'iniziativa di poter operare con la disponibilità, ci diceva almeno fino a qualche mese fa, di 200 milioni di euro per tutta la parte sud dell'Italia. E non ultimo l'inizio di una nuova realtà, che era l'asse Castelvetrano-Gela, che rappresenterebbe un po' la chiusura degli anelli autostradali siciliani, che sarebbe davvero una svolta per tutta quella parte di costa che sarebbe servita da questa grande opera. Probabilmente ci vorrà del tempo, ma avere iniziato già credo che sia qualcosa di importante. Noi continueremo a fare da pungola, ad essere presenti, a sollecitare l'interesse dei nostri sindaci, a tenere sempre vivo anche l'interesse della cittadinanza. Come andrà a finire con il governo? Perché dobbiamo anche dire che se l'opera del cartello ha avuto anche l'effetto che ha avuto, è perché abbiamo trovato un interlocutore non solo disponibile e presente, ma anche di una certa importanza, perché non è facile avere sempre a disposizione, per come è stato in questo periodo, la presenza del Vice Ministro per le infrastrutture. A seconda di come andrà il Conte-ter, se ci sarà un nuovo governo o altro, certo è che il nostro impegno non si ferma e non si arresta di fronte a nessuna eventuale difficoltà. Ecco, ora a proposito degli impegni futuri da assumere, io vorrei coinvolgere i 3 segretari generali della CGIL, della UIL e della CISL in una riflessione di questo tipo. Il lavoro che ci aspetta domani, per cercare di tenere desta l'attenzione sulle rivendicazioni già fatte, è un lavoro molto delicato, anche perché abbiamo delle difficoltà obiettive a creare degli incontri fisici, anche se le nuove tecnologie ci consentono comunque di mantenere i contatti. Secondo me oggi la partita più importante da giocare
è quella di vedere come fare in modo di inserire all'interno del recovery plan delle risorse che possano essere destinate al territorio agrigentino. Ecco, da questo punto di vista che tipo di battaglia si può condurre? Cominciamo da Alfonso Buscemi. Beh, io credo che questo territorio martoriato, dimenticato per tanti anni dalla classe dirigente locale, merita rispetto, merita attenzione. Don Mario ha fatto l'elenco dei risultati positivi che abbiamo portato a casa con quella manifestazione del 25 gennaio. Io voglio risaltare invece quello che è stato il frutto rispetto a cosa siamo riusciti a fare come Chiesa e come sindacati, cioè dimostrare che tutti assieme si può lavorare, ognuno con le proprie prerogative per il proprio ruolo, ma tutti assieme, se davvero abbiamo a cuore questo territorio, siamo in grado di portare a casa i risultati. Parlo delle istituzioni, dal governo centrale con Cancelliere, ricordato Don Mario, ai sindaci, alle associazioni datoriali e quindi appunto il cartello sociale. Cosa fare? Ovviamente ci viene facile indicare migliaia di punti deboli, visto la grande difficoltà del nostro territorio. Voglio ricordare un dato che nei giorni scorsi è circolato di un lavoro fatto dall'associazione Migrantes. Mentre in Sicilia noi abbiamo quasi il 10% dei cittadini siciliani iscritti all'AIRE, cioè coloro che sono andati via all'estero, in provincia di Agrigento questo 9, qualcosa salta in avanti quasi al 16%. Un dato pauroso di come, e parliamo di dati AIRE, perché se ci mettiamo anche il resto, questa provincia si svuota giorno dopo giorno. Ben 8 comuni della provincia di Agrigento sono nella classifica dei primi 25 paesi che subiscono questa migrazione. Altri 6 nei primi 50 in Italia. Cosa fare? Io penso, rispetto Totò, alla tua domanda, che noi dobbiamo prendere atto di cosa sta succedendo in questi giorni, con questa pandemia in atto ancora di più, qualora qualcuno non l'avesse capito, noi necessitiamo di una sanità nel territorio. Noi non abbiamo la sanità nel territorio e quindi per qualunque esigenza, per qualunque ragione, per qualunque problema, tutti all'ospedale, tutti al pronto soccorso. Allora noi dobbiamo creare condizioni e fare investimenti affinché la sanitaria davvero, come si diceva un tempo, venga consegnata a casa del cittadino, senza per questo intasare i pronti soccorso. Se noi riusciamo a creare le condizioni affinché si torni ad avere in ogni territorio locale un presidio di punto intervento, di pronto intervento, questo non solo questo genera occupazione, ma genera anche la serenità da parte di chi ha bisogno della sanità di recarsi sotto casa, di aspettare a casa la cura che merita. E un secondo, visto che ho detto che sono tanti le proprietà, ne faccio solo 2 esempi. Un secondo esempio è quello di prendere atto della tragedia che noi viviamo nelle scuole, a iniziare dalla edilizia scolastica. Noi abbiamo tantissime scuole che non sono a norma di legge e talmente c'è una condizione disastrata che spesso anche le istituzioni fanno finta di non saperlo e di non accorgersi, perché davvero rischiano il dramma di dover chiudere le scuole per mancanza dei certificati di agibilità e staticità, e quindi noi dobbiamo fare un investimento forte sull'edilizia scolastica. Questo significa mettere in moto anche risorse che indirettamente privilegino un settore quale quello dell'edilizia, che negli ultimi 10 anni ha visto svanire decine e decine di migliaia di posti di lavoro, questo in maniera strutturale, al di là della crisi pandemica, perché se è vero che oggi tutti i settori sono in ginocchio, è anche vero che nell'edilizia abbiamo noi un crollo degli investimenti e quindi dell'occupazione e quindi della massa salariale che negli ultimi 10 anni davvero registra punti altissimi. In questo contesto quindi
anche l'occupazione dentro le scuole. Noi abbiamo bisogno di stabilizzare questi lavoratori e non è tollerabile che devono anno per anno e da 20 anni fare sempre domande per assegnazione o per vedersi riconoscere un lavoro di anno in anno, quindi alla stabilizzazione, nuova occupazione per dare credibilità alle nostre scuole. E noi come cartello sociale ritengo che tra le tante priorità dobbiamo ragionare anche sull'esigenza di mettere in moto delle risorse per questo territorio che consentano di rilanciare da un lato questo settore di cui parlavo, dall'altro la sanità e la scuola, che non si può non riconoscere la priorità per una società. Grazie. Solleciterei su questo terreno anche Gero Acquisto, perché grazie al coordinamento, alla regia della Prefettura, noi abbiamo sviluppato costantemente un rapporto con il rappresentante del governo, nella fattispecie con l'onorevole Cancelleri, come ricordava Don Mario, con i sindaci abbiamo lavorato a stretto contatto di gomito, però mi sembra che ci sia una difficoltà a rapportarci invece con la politica, cioè proprio con le forze politiche, e per portare avanti un progetto come quello di cui parlava Alfonso, o alle cose a cui mi riferivo io, c'è bisogno di un'interlocuzione forte con la politica. Ecco, perché c'è questa difficoltà? Bene, prima di rispondere alla tua domanda, ritengo necessario fare una premessa. Oggi Facebook mi ricordava le immagini del 25 gennaio dell'anno scorso, immagini che resteranno indelebili nella mia mente e penso anche nella mente di tantissimi agrigentini. Una giornata storica per Agrigento, una giornata dove, come diceva Don Mario, la gente indignata è scesa per strada e ha fatto la marcia proprio per rivendicare quello che ad Agrigento non è stato mai concesso, e cioè l'attenzione per il territorio. La nascita del nostro cartello sociale, fortemente voluto da tutti i soggetti qui presenti, sta proprio lì, nel cercare di fare attenzionare alla politica, che poi è la protagonista, o il politico il protagonista che determina le sorti di un'intera provincia, le sorti di ognuno di noi all'interno di questa comunità. E proprio per questo noi abbiamo fatto nascere il cartello sociale. Io pensavo che comunque in quel contesto e in quell'importante iniziativa che poi era di interesse generale, doveva anche coinvolgere i soggetti politici, la deputazione nazionale e regionale. A parte le figure istituzionali, a parte il vice ministro, come lo citava prima Don Mario, e a parte qualche altra figura collegata a qualche schieramento, ma comunque di governo, che ha fatto presenza, secondo me, per anche opportunità del caso, nessuno poi alla fine si è interessato ai problemi. Forse perché qualcuno credeva che questo movimento, che era nato, che era rinato, ma con un'altra veste, con altri obiettivi, doveva durare solo per l'arco di quella manifestazione. Quindi il 25, dopo il 25 tutto si sarebbe dissolto, e che comunque quella manifestazione del 25, la politica stessa, conoscendo le dinamiche agrigentine, saranno loro al massimo 500-600 persone. Gli oltre 5.000 partecipanti hanno dimostrato invece che c'era la necessità di cambiare rotta e quindi di chiedere a chi governa di avere delle risposte. E siamo stati sfortunati. Rispetto alla tabella di marcia, rispetto a come eravamo partiti, la pandemia ci ha dovuto bloccare. Però io volevo anche attenzionare anche un aspetto importante che poi il cartello sociale si è mosso e si è interessato, l'aspetto sanitario, cioè sulla sanità. Lo diceva prima il collega Alfonso Buscemi. Anche come cartello sociale, proprio nel primo periodo della pandemia, abbiamo sollevato il caso, abbiamo rilevato, abbiamo denunciato il fatto che ad Agrigento la sanità non funziona ed era una delle priorità
uno degli obiettivi che il cartello sociale si era prefissa e si era messa come punto all'ordine del giorno dell'attività del cartello sociale per interessarsi e coinvolgere la deputazione. Io ritengo che sarebbe opportunità per i deputati e per gli amministratori che in parte aderiscono parlo gli amministratori locali, quindi i sindaci, aderiscono al cartello sociale, hanno aderito alla manifestazione. Con loro dobbiamo continuare la collaborazione per trovare di dare risposte alle tante domande che abbiamo rivolto alla politica e non solo. Dicevi bene tu, abbiamo tutto svolto, quindi come la casa naturale è stata la prefettura, quindi ringraziamo la prefettura, ringraziamo i due prefetti che hanno dato la disponibilità al confronto, a poter trovare una sintesi all'interno della casa della prefettura e a iniziare quel percorso. Certo, ripeto, la pandemia ha bloccato in parte, i risultati sono arrivati, quindi il mio auspicio qual è? Quello di coinvolgere ancora di più, e quindi secondo me sarà nostro prossimo obiettivo quello di andare a stanare i nostri deputati e cercare di coinvolgerli, non cercando la polemica, ma cercando un costrutto, cioè cercare di costruire un momento di condivisione delle problematiche per trovare soluzione ai problemi. Sicuramente la nostra attività non finisce con la viabilità, i temi da trattare saranno tantissimi, quindi oggi è il bilancio del primo anno di vita di questo movimento che è rinato l'anno scorso proprio per le esigenze che abbiamo detto tutti, quindi per l'attenzione verso questo territorio dimenticato, non dico da Dio perché siamo in casa, siamo in chiesa, però ripeto, l'attenzione da parte di chi ci governa ci deve essere e deve essere riconosciuta ai cittadini che pagano le tasse, anzi in questa provincia le tasse forse le paghiamo più di altre province e di altre regioni. Quindi il nostro impegno come cartello sociale è quello di coinvolgere la politica e di pianificare le attività per trovare risultati alle tante problematiche che ci attanagliano. Volevo aggiungere un elemento a questo discorso sulla politica, perché va detto che c'è da parte mia un continuo tenere aggiornate la deputazione tramite una chat nella quale sono presenti tutti i deputati delle varie iniziative che noi facciamo, a diverse delle quali hanno anche aderito. È vero che la pandemia purtroppo non ci ha permesso di sviluppare maggiormente questo tipo di collaborazione. È vero anche che c'è una chat con tutti i sindaci, con i quali ogni giorno mi sento, e non è un eufemismo ma è una verità, e con la quale, al di là della fraternità e dell'amicizia o del cercare di sostenere anche nell'incoraggiare l'iniziativa di coloro che sono i primi in difficoltà nel territorio, anche e soprattutto in questo periodo, anche loro in diverse sollecitazioni sono stati presenti e hanno partecipato. Certo, io desidero continuare a pensare a una politica con la P maiuscola, dove non ci siano schieramenti di maggioranza e di minoranza, dove il deputato, che è l'espressione del territorio, possa tornare ancora di più ad interessarsi delle ricchezze e delle problematiche del territorio che poi lo ha votato. E qui non bisogna solo parlare per mettere in difficoltà da parte delle minoranze coloro che sono al governo. Io continuo a pensare che quando si deve cercare il bene di un territorio si deve fare sinergia tra tutti coloro che possono essere in un modo o in un altro protagonisti nel rilancio. Quindi l'azione deve essere tanto di coloro che sono al governo, e in tal senso
continuo a sognare una maggiore presenza, un maggiore interessamento del governo Musumeci alle nostre realtà. Con i suoi assessori qualcuno è stato anche invitato, è venuto, abbiamo fatto qualche incontro, vi ricorderete quello con Piero Bon per quanto riguarda un po' tutta la situazione della spazzatura, per l'apertura di nuove discariche, oppure come poter rilanciare questo ambito. Abbiamo sollecitato l'assessore Razza in più occasioni per quanto riguarda il discorso della sanità, ma io desidero ancora una volta lanciare un appello al nostro governo siciliano, perché lavoriamo tutti per questa terra. Presidente Musumeci, lavoriamo tutti per questa terra, cari nostri deputati di governo, lavoriamo tutti per questa terra e lo dobbiamo fare ancora una volta con lo spirito che metteva in risalto Alfonso poco fa. Insieme si riesce a raggiungere degli obiettivi che separatamente non saranno nemmeno sfiorati. Quindi auspichiamoci di poter continuare in questo lavoro sinergico e soprattutto di amore a questo territorio. Emanuele Piranio, i tuoi colleghi hanno sollevato molto opportunamente gli aspetti della sanità siciliana, che certamente non versa in buone acque, e lo dimostra il fatto che oggi siamo ancora zona rossa, solo noi in Italia, ma non tanto per i contagi, che sono certamente numeri preoccupanti, ma più che altro per la debolezza del nostro sistema sanitario, che non potrebbe sopportare un eventuale aumento dei contagi stessi. Tutto questo naturalmente, ecco, la zona rossa si riflette sul fatto che ci sono diciamo delle conseguenze molto gravi per l'economia. Ecco, io penso che una delle prossime battaglie che siamo costretti a portare avanti sarà proprio questa del sistema sanitario, come diceva bene sia Alfonso che Gero, perché da lì ne discende la possibilità di poter riprendere a pieno ritmo tutte le attività economiche. Ecco, questo tipo di battaglia come si può portare avanti per essere credibile? Perché abbiamo visto che quando il cartello sociale è intervenuto sugli aspetti della sanità per cercare di dare delle indicazioni su come organizzare anche i centri anti-Covid, abbiamo avuto momenti anche di contrasto con i vertici, per esempio, della sanità agrigentina, quando poi alla fine, rispetto a quello che diceva il piano sanitario nazionale, le cose che diceva il cartello sociale non erano poi tanto lontane dalla verità. Ecco, come affrontare in futuro questi problemi che sono così importanti per il territorio? Ma partiamo proprio da questo punto molto importante. La sanità è stata è lo specchio, diciamo così, del fatto che noi siamo ultimi in Sicilia, ultimi in Italia, ultimi in Europa, siamo fanalino di coda. È lo specchio, diciamo così, di come vanno le cose nel nostro territorio. Dicevi bene, quando nel momento in cui volevamo solamente, diciamo, mettere a disposizione anche qualche nostra piccola esperienza, perché ricordiamoci che noi siamo sindacato, siamo pastorale sociale e siamo in mezzo alla gente e sentiamo quello che la gente ci dice, ci consiglia, e da questo prendiamo spunto per poi noi operare. Allora ecco che nel momento in cui abbiamo provato a dare qualche consiglio abbiamo avuto dei contrasti. Io credo che innanzitutto ognuno, sindacato, pastorale sociale, politici, ognuno rappresentante del territorio e della gente a vario titolo, debba accantonare
diciamo così, ecco, la propria sigla. È quello che è il motivo, diciamo, è l'elemento propulsivo intanto del cartello sociale. Ognuno ha messo, accantonato quella che è la propria sigla sindacale, la propria storia, la propria rappresentanza, per dire facciamo qualche cosa in più per la gente che ci ha dato fino ad oggi fiducia. Questo credo ce l'aspettiamo anche dalla politica, dalle istituzioni. È molto importante avere una rappresentanza, rappresentare i bisogni del popolo, i bisogni del territorio. L'economia è lo specchio del nostro territorio, la sanità è lo specchio del nostro territorio. Si parla tanto di investimenti, se noi vogliamo, perché è partito il cartello sociale? Perché volevamo fare qualche cosa di importante per il nostro territorio. E allora vedevamo, avevamo fatto pure diciamo così, dei convegni, parlavamo che il nostro territorio era isolato e vivevamo l'isolamento, molte persone andavano all'estero, molte fughe di cervelli, e allora volevamo fare qualche cosa di importante per cercare di fare leva su quelle che potevano essere i pungoli diciamo così, dello sviluppo, la formazione. Le scuole a vario grado e a vario titolo, la sanità, gli investimenti che sono, oserei dire, alla base, ecco quando si parlava poco fa, Recovery Fund, perché? Se non non vengono portati sul nostro territorio gli opportuni investimenti che servono ad ammodernare ed innovare le nostre strutture, noi diciamo cadremo ancora in un baratro più profondo di quello che già abbiamo vissuto negli ultimi 50 anni. Ecco perché abbiamo bisogno di portare veramente per la gente quelle che sono le esigenze. Dicevo poc'anzi, gli investimenti non arrivano così a pioggia, gli investimenti vanno indirizzati, vanno pianificati, vanno progettati, ed è questo lo scopo del nostro cartello sociale, non ce lo dimentichiamo. Noi abbiamo detto alla gente che volevamo tirar fuori da una sorta di segregazione del nostro territorio, dall'isolamento, volevamo portare lo sviluppo si può portare se a quelle cose che aggiungiamo diamo una rete viaria idonea al nostro territorio, se diamo delle infrastrutture, una rete ferroviaria idonea al nostro territorio, tanto da attirare capitali, tanto da portare i nostri prodotti fuori, tanto da portare il nostro turismo alla conoscenza e facilitare la partecipazione delle persone esterne alla nostra cultura. Se no rimarremo e continuiamo a rimanere nel nostro isolamento. Gli investimenti arrivano e debbono essere indirizzati innanzitutto, perché tante volte parliamo di investimenti che portino nuove imprese, ma abbiamo già un tessuto economico, abbiamo piccole e medie imprese, abbiamo l'artigianato, abbiamo delle industrie che già insistono in questo territorio da molti anni, da decenni oserei dire. E che cosa si è fatto per mantenere, anzi far ingrandire queste strutture, queste aziende nel nostro territorio? Non possiamo costruire delle nuove imprese o aiutare delle nuove imprese su macere delle vecchie imprese. Innanzitutto dobbiamo aiutare la nostra economia già per com'è, piccole imprese, artigianato, industria, le reti televisive. Rendiamocene conto che quando chiude un'azienda, chiude una parte importante della nostra economia. Quando chiude un'azienda perdiamo posti di lavoro, perdiamo la rappresentanza sindacale, molte persone dovranno fare le valigie e andarsene. Allora il nostro obiettivo non è quello di accontentarci di quello che fino ad ora ci è stato dato, non ci accontentiamo più. Ora vogliamo una presa di coscienza da tutti, e la gente che ci ha seguito nella nostra idea il 25 gennaio del 2020 credo che sia una dimostrazione che la gente è stufa. Ora vogliamo rialzare la testa, vogliamo vogliamo occupare il posto importante che ci meritiamo come territorio, per la nostra storia, per la bellezza del nostro territorio, per la bravura dei nostri imprenditori.
E questo noi non lo possiamo più mettere in secondo piano. Non possiamo certo accontentarci del ponte Petrusa o del viadotto Morandi quando avranno la bontà di riconsegnarcelo. Non possiamo accontentarci per opere che già da tempo dovevano essere consegnate. Non possiamo accontentarci per tutte quelle cose che già normalmente dovevano essere fatte e che invece ci è voluto la costituzione di un cartello sociale insieme ai sindaci, insieme ad una marcia con migliaia e migliaia di gente per sollecitare, per pungolare, per dire debbono essere fatte queste cose. Il diritto è diritto. E il diritto va dato alla gente perché ogni giorno la gente si alza, va a lavorare e paga le tasse. E il diritto non può avere compromessi. Non è un favore, non è un piacere che ci fanno le istituzioni. Quindi ripartire da questo. Noi vogliamo un territorio proiettato verso l'Europa, facciamo parte dell'Europa, non facciamo parte dell'Europa. Allora vogliamo un territorio che abbia una parte importante nella grande e meravigliosa Europa. Allora questo è il nostro obiettivo. Una grande impresa ci aspetta, che è quella di riuscire dalle difficoltà a trarre delle opportunità per il domani, e questo noi lo possiamo fare solo con l'impegno di tutti indistintamente, accantonando la propria sigla, la propria rappresentanza e mettendoci al servizio del territorio e della gente. Ecco, questi sono i propositi che questo cartello sociale vuole portare avanti. L'incontro di oggi, che è nato in maniera estemporanea e che si realizza grazie alla disponibilità di TVA, non vuole essere certamente né un momento celebrativo né autocelebrativo. Vuole essere un momento per dire che il cartello sociale continua nel suo impegno. Certamente continuerà a attenzionare molto la vicenda delle infrastrutture viarie del nostro territorio, certamente vigilerà sul piano del sistema sanitario regionale e in particolare oggi la cosa a cui prestare più attenzione è il piano della vaccinazione, che deve essere svolto nella migliore maniera possibile per mettere in sicurezza la popolazione. E il terzo punto molto importante, da cui discende anche la tenuta del sistema economico locale, è quello, come dicevo all'inizio, di come utilizzare nella migliore maniera possibile questa montagna di risorse che sono messe a disposizione dal Recovery Plan. Ecco, lì è opportuno che si possano immediatamente andare a concretizzare dei progetti da inserire all'interno del piano, e lì la partita si gioca naturalmente più che altro sul terreno politico, quindi in questo senso noi faremo di tutto perché la politica locale possa portare avanti una battaglia assieme a noi per fare sì che buona parte di queste risorse si possano utilizzare per dare quelle risposte che questo territorio attende da tempo. Se falliremo in tutto questo, naturalmente avranno perduto sia la sanità sia l'economia, e il nostro territorio certamente avrà perduto ancora una volta un'occasione importantissima che non si ripresenterà più.